canto numero 36. Alto e glorioso Dio, illumina il cuore mio, dammi una fede retta, speranza certa e carità, dammi umiltà profonda e scienza che non confonda, nella tua conoscenza sarà la mia sapienza. Signore Gesù Cristo, devoti ti adoriamo, in tutte le tue chiese, sparse per tutto il mondo. Santissimo Signore, a te ogni lode e amore, perché hai redento il mondo con la tua santa croce. Francesco, la sera del 3 ottobre 1226, dopo una vita giovanile spensierata, dopo aver usato misericordia ai leprosi, si convertì al Vangelo e lo visse con estrema coerenza. San Francesco, nella sua umiltà e povertà, ha offerto alla Chiesa una viva immagine di Cristo, del Cristo paziente crocifisso. Così egli ha riparato la Chiesa che soffriva la rovina delle pietre e della moralità. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Nel giorno in cui celebriamo la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, anche noi siamo chiamati a morire al peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, abbi pietà di noi. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, abbi pietà di noi. Signore, che intercedi per noi presso il Padre, abbi pietà di noi. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria, Gloria in excelsis Deo.
pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Preghiamo. O Dio, che nel serafico Padre Francesco, povero e umile, hai offerto alla tua Chiesa una viva immagine del Cristo, concedi anche a noi di seguire il tuo Figlio nella via del Vangelo e di unirci a te in carità e letizia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del Siracide. Ecco chi nella sua vita riparò il Tempio e nei suoi giorni consolidò il santuario. Nei suoi giorni fu scavato il deposito per le acque, un serbatoio grande come il mare. Avendo premura di impedire la caduta del suo popolo, fortificò la città nell'assedio. Com'era glorioso quando si affacciava dal Tempio, quando usciva dal santuario dietro il velo, come astro mattutino in mezzo alle nubi, come la luna nei giorni in cui è piena, come sole sfolgorante sul Tempio dell'Altissimo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore, il mio Signore sei tu. Solo in te è il mio bene. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Sei tu, Signore, l'unico mio bene.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, quanto a me, non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. E su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come su tutto l'Israele di Dio. D'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi. Io porto le stigmate di Gesù sul mio corpo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Francesco, povero e umile, entra ricco nel cielo, onorato con inni celesti. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Tutti noi avremmo desiderato vivere per conoscere Francesco di Assisi e ascoltare le sue parole. Ma le sue parole le possiamo ascoltare e viverle attraverso una lettera che Francesco ha rivolto a tutti i fedeli del mondo. Ecco le parole di questa lettera meravigliosa. Nel nome del Signore, tutti coloro che amano il Signore con tutto il cuore, con tutta l'anima e la mente, con tutta la forza, e amano i loro prossimi come se stessi, e hanno in odio i loro corpi coi vizi e i peccati, e ricevono il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo e fanno frutti degni di penitenza. Oh, come sono beati e benedetti quelli e quelle quando fanno tali cose e perseverano in esse, perché riposerà su di essi lo Spirito del Signore e farà presto di loro la sua abitazione e dimora. E sono figli del Padre Celeste
del quale compiono le opere e sono sposi, fratelli e madri del Signore nostro Gesù Cristo. Francesco così ci esorta ad essere sposi, e lo siamo quando nello Spirito Santo l'anima fedele si unisce al Signore nostro Gesù Cristo. Vogliamo essere Suoi fratelli e lo siamo quando facciamo la volontà del Padre che è nei cieli. Vogliamo essere anche madri quando lo portiamo nel nostro cuore e nel nostro cuore e nel nostro corpo per mezzo del divino amore e della pura e sincera coscienza, e lo attraverso in esempio per gli altri. Oh, come è glorioso, santo e grande avere nei cieli un Padre! Oh, come è santo, consolante, bello e ammirabile avere un tale sposo! Oh, come è santo e come è caro, piacevole, umile, pacifico, dolce, amabile e sopra ogni cosa desiderabile avere un tale fratello e un tale figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, il quale offrì la sua vita per le sue pecore e pregò il Padre dicendo: Padre Santo, custodisci nel tuo nome quelli che mi hai dato nel mondo. Erano tuoi, tu li hai dati a me, e le parole che tu desti a me io le ho date a loro, ed essi le hanno accolte e hanno creduto veramente che sono uscito da te e hanno conosciuto che tu mi hai mandato. Io prego per loro e non per il mondo. Benedicili e santificali, e per loro io santifico me stesso. Non prego soltanto per loro, ma anche per quelli che crederanno in me e per la loro parola, perché siano santificati nell'unità come lo siamo anche noi. E voglio, Padre, che dove sono io siano anch'essi con me, affinché contemplino la mia gloria nel tuo regno. Ecco come Francesco ci esorta ad ascoltare la parola di Dio e a conformarci alla parola di Dio come fratelli, nell'amore fraterno e nel perdono, nella comprensione, nell'aiutarci gli uni gli altri a camminare la strada che porta alla salvezza. Diciamo il nostro sì alle verità della nostra fede. Credo in un solo Dio, è onnipotente,
creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Pontio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo. Credo la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. In ogni tempo Dio Padre suscita profeti e santi, riconoscenti per il dono di San Francesco, imitatore di Cristo nella letizia e povertà evangelica. Preghiamo per la Chiesa, per l'Italia e per il mondo. Diciamo insieme: Padre nostro, ascoltaci. Padre nostro, ascoltaci. Dio di misericordia, che in San Francesco ci hai offerto un'immagine vivente del tuo Figlio crocifisso, santifica la tua Chiesa perché sia annunciatrice credibile del Vangelo. Noi ti preghiamo. Padre nostro, ascoltaci. Dio di mansuetudine, che in San Francesco ci hai dato un modello di vita umile e povera, dona ai cristiani del nostro tempo di vivere lo spirito delle beatitudini perché siano sale della terra e luce del mondo. Noi ti preghiamo. Padre nostro, ascoltaci. Dio della pace, che hai reso San Francesco un uomo dal cuore libero e grande, illumina i governanti delle nazioni perché non si lasciano sedurre dalle suggestioni del potere. Noi ti preghiamo. Padre nostro, ascoltaci. Dio di santità, che hai infuso nel cuore di San Francesco l'amore per tutto ciò che è bello e buono, donaci uno sguardo pieno di stupore perché impariamo a contemplare le meraviglie del creato e a dar voce ad ogni creatura. Noi ti preghiamo. Padre nostro, ascoltaci. Dio della vita, che hai coronato di gloria il poverello di Assisi, accogli nella tua pace quanti hanno incontrato sorella morte, perché siano partecipi della gioia eterna. Noi ti preghiamo. Padre nostro, ascoltaci. Accogli, o Signore, le nostre invocazioni e per intercessione di San Francesco fa che tutta la nostra vita sia testimonianza di bontà e cantico di lode per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina
colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, o Signore, e ti sia gradito il sacrificio che oggi noi compiamo alla tua presenza. Lavaci. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli i nostri doni, Signore, e prepara il tuo popolo a celebrare il mistero della croce, che segnò l'anima e il corpo del nostro Padre San Francesco per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai innalzato San Francesco per le vie della più sublime povertà e umiltà alle vette della perfezione evangelica. Lo hai infervorato di serafico ardore per glorificarti con ineffabile giubilo del suo spirito in tutte le opere delle tue mani e insignito delle sacre stimmate. Lo hai additato al mondo quale fedelissima immagine di Cristo crocifisso, Signore nostro. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscono le nostre umili voci nel canto di lode. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso
modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco d'Assisi e tutti i santi che in ogni tempo ti furono traditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Come pregava San Francesco, vogliamo pregare anche noi, riconoscendo Dio nostro Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiamoci un gesto di comunione fraterna. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
comunione al tuo corpo e tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per noi giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio, difesa, salvezza dell'anima e del corpo. Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degna di partecipare alla tua vita, ma di soltanto una parola. Canto alla comunione numero 139.
Preghiamo. O Padre, che ci hai accolti alla tua mensa, fa che sentiamo in noi la fiamma viva del tuo amore, imitando la carità e il fervore apostolico del nostro Padre San Francesco, ci consacriamo al servizio dei fratelli per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Vergine Santa, di San Giuseppe, di San Francesco di Assisi e di tutti i santi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. In perfetta letizia andate in pace. Auguri ai miei confratelli, a tutti voi e alle vostre cari. Grazie altrettanto. Il canto è fatto dai frati. Salve Sante Pater.